Agitazione dei medici di base, ripresa la trattativa tra Regione e Camici Bianchi, incontro collaborativo secondo le parti, tutto rinviato a lunedì prossimo, incontro cruciale per scongiurare il nuovo pacchetto di scioperi. In un paio di giorni arrivate migliaia di curricula all'azienda di Campodarsego che non riusciva a trovare nuovo personale, la ricerca di 70 dipendenti rimbalzata sui media ha fatto scattare la corsa da tutta Italia. Nuova bufera sul Veneto Fronte Skinheads dopo l'episodio dell'irruzione di Como nel mirino delle polemiche, un concerto natalizio programmato il 23 dicembre a Verona organizzato dal gruppo di ultradestra. 2 minorenni rischiano la vita sui binari, accaduto nel Trevigiano, i ragazzini seduti accanto al binario alle spalle il treno che stava sopraggiungendo, salvati dalla polizia. Predisposti i piani antiterrorismo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza a Venezia, massima attenzione soprattutto agli attacchi in vista dei festeggiamenti per Natale e Capodanno. Ladri in azione nella chiesa di Cornuda, rubata la corona della statua della Madonna e dopo lo sconcerto dei fedeli il parroco lancia un appello ai responsabili. Ieri sera al Palaverde di Villorba 3.000 volontari alpini sono stati ringraziati per il lavoro svolto durante l'adunata del Piave a Treviso dello scorso maggio. Buonasera, ben ritrovate, edizione regionale dei nostri notiziari, dunque l'avete sentito dai titoli, agitazione dei medici di base, ripresa la trattativa tra Regione e Camici Bianchi, incontro collaborativo secondo le parti, tutto però rinviato a lunedì prossimo, incontro cruciale per scongiurare il nuovo pacchetto di scioperi. Tutto rinviato, tutto in sospeso, si arriverà a ridosso della minacciata serrata prima di sciogliere il nodo. Stamane a Palazzo Balbi il faccia a faccia tra il direttore generale della Sanità Veneta Domenico Mantoan e i vertici regionali del sindacato dei medici di medicina generale, per capire se il braccio di ferro è destinato a continuare o meno. Sul piatto, punto per punto, i temi e le questioni. Clima definito collaborativo dalla Regione, anche se le polemiche di questi mesi su stipendi e orari di lavoro, con attacchi frontali da entrambe le parti, lasciano i segni. Dunque, se si otterrà di scongiurare la seconda tranche di ambulatori chiusi tra il 13 e il 15 dicembre, ovvero mercoledì, giovedì e venerdì della prossima settimana, tutto questo sarà chiaro soltanto lunedì, alla vigilia della nuova protesta. Quando cioè l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, oggi impossibilitato a presenziare, sarà della partita. L'obiettivo di Palazzo Balbi è cancellare lo spettro di 4 giorni di protesta dei Camici Bianchi, visto che proprio la settimana prossima, martedì 12, scatterà anche lo sciopero dei medici ospedalieri. Giorni che rischiano di essere da incubo per la sanità veneta. Per adesso infatti gli 81 giorni di guerra calendarizzati dai medici di famiglia restano tali, con gli ambulatori pronti a essere nuovamente chiusi contro le politiche sanitarie della regione, come la mancata attivazione delle medicine di gruppo programmate. Una regione che non vuole però cedere sui fronti aperti, che sulle medicine di gruppo ha già messo sul tavolo risposte chiare, a partire dalla difficoltà concreta di accorpamento in territori dove questo creerebbe disagi per gli spostamenti degli utenti più fragili, come ad esempio gli anziani. Una regione infine che in più di un'occasione ha definito assurdo lo sciopero dei medici, sproporzionato rispetto alle richieste e dannoso per gli utenti. Ed ora ci spostiamo nel Padovano, sono già migliaia i curriculum arrivati alla Carraro di Campodarsego, l'azienda dell'Alta Padovana è in difficoltà a trovare dipendenti. Un fiume in piena di curriculum inviati da migliaia di persone in cerca di occupazione, una folla trasversale per età, titolo di studio e qualifica ha risposto all'appello della Carraro di Campodarsego in difficoltà per la mancanza di 70 dipendenti tra operai e ingegneri con stipendi base che superano i 1.500 euro. La sede dell'azienda è stata invasa da candidature all'assunzione. Non mancano però anche voci critiche. Per la CGIL in passato sarebbero stati disattesi i percorsi di assunzione e gli stipendi non sarebbero in linea con le professionalità richieste. A Verona crescono le polemiche sulla festa concerto White Christmas, l'iniziativa organizzata dal Veneto Fronte Skinheads per la sera del 23 dicembre in un locale privato, un nome che gioca con le parole visto che richiama oltre alla pronuncia in uno slang inglese del Natale con la dicitura della 10ª MAS, il corpo militare che dopo l'8 settembre decise di continuare la guerra con la Repubblica Sociale Italiana e a rinforzare l'alleanza con l'esercito nazista. Sul palco gruppi musicali dichiaratamente
di estrema destra, lo chiamano White Christmas, ma di natalizio non ha nulla, ha detto la parlamentare del PD Alessia Rotta. Si tratta infatti di una festa intitolata alla 10ª Mass e non possiamo accettare che si tenga nella nostra città una manifestazione di stampo chiaramente neonazista, ha aggiunto l'onorevole Rotta, ricordando che lo stesso gruppo è sotto inchiesta per il raid nella scuola di Como. Al momento ha concluso che il sindaco di Verona Federico Sboarina batta un colpo e prenda una posizione chiara. Chiediamo che la manifestazione sia vietata. Ci spostiamo nel Trevigiano, 2 minorenni rischiano la vita sui binari. È accaduto a Paese, i ragazzini seduti accanto al binario, alle loro spalle il treno che stava sopraggiungendo, a salvarli la polizia. Avevano pensato bene di fumare una sigaretta in tranquillità, peccato che il posto scelto dai 2 minorenni era del tutto fuori luogo. I 2 ragazzini residenti nella provincia di Treviso, ieri intorno alle 13, probabilmente al termine delle lezioni scolastiche, avevano deciso di sedersi accanto ai binari proprio sulla massicciata della linea ferroviaria in via Castellana Paese. Non solo, ma stavano dando le spalle al treno che stava sopraggiungendo. Le sbarre infatti erano chiuse e da lì a poco doveva arrivare il convoglio proveniente da Vicenza e diretto alla stazione ferroviaria di Treviso. Ad accorgersi del pericolo, a cui stavano andando incontro i minorenni, una volante della polizia che stava transitando lungo la strada. La polizia ha immediatamente fermato l'auto, gli agenti poi in velocità hanno raggiunto i giovani aiutandoli a spostarsi da quel posto e salvandogli di fatto la vita. Subito dopo, a velocità regolare, è transitato il convoglio. I ragazzi sono stati redarguiti e portati in questura, poi sono stati avvertiti i genitori, le famiglie, saputo quanto accaduto, hanno ripreso i figli e ringraziato i poliziotti. I giovani si sono giustificati dicendo che volevano solo fumare con tranquillità, non pensando purtroppo alla grave pericolosità del gesto compiuto. Fra l'altro, nell'ultimo periodo si è alzata l'attenzione delle forze dell'ordine nei pressi delle ferrovie, soprattutto a causa dell'ultima mortale moda, quella dei selfie mentre sta arrivando un treno, moda che è costata la vita a diversi giovani. Situazione diversa in questo caso, ma il rischio è assolutamente lo stesso. Predisposti piani antiterrorismo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, massima attenzione soprattutto agli attacchi in vista dei festeggiamenti per Natale e Capodanno a Venezia e Mestre. Certamente ci saranno delle fioriere piuttosto che dei mezzi che potranno impedire l'accesso sulle vie principali verso le aree pedonali piuttosto che altro ancora. La presenza in termini di agenti appiedati sia con la divisa che in borghese sarà altrettanto intensa al punto di garantire la sicurezza durante gli eventi, le manifestazioni, durante il Natale, comunque tutto il periodo appunto delle vacanze. Massima attenzione per prevenire i rischi, soprattutto quelli legati a eventuali attentati terroristici. Per Venezia, Mestre e provincia sono in fase di elaborazione piani di sicurezza che dovranno garantire lo svolgimento di Natale e Capodanno, limitando il più possibile il pericolo di attacchi. Misure preventive stabilite dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza con la partecipazione di prefetto e questore, ma ancora in fase di definizione, specifica D'Este. Assicurarci su tutte le forme possibili di eventuali minacce di qualunque natura certamente è un punto, è un focale per noi in questo momento sul quale stiamo ultimando i sopralluoghi e quindi le decisioni ultime. A Mestre andranno protetti i mercatini del centro e in generale le aree dello shopping natalizio. A Venezia le aree più popolate sono già state oggetto di accurati piani di sicurezza attivati in occasione di grandi eventi come il Carnevale e il Redentore. In piazza San Marco non ci saranno i fuochi d'artificio. Ed ora torniamo a parlare del giallo di Cornuda nel Trevigiano, omicidio e sequestro di persona. La Procura di Treviso ha aperto un nuovo fascicolo sulla sparizione della 43enne ucraina Sofia e intanto si indaga sull'impiccagione del compagno Daniel Pascal Albanese di 50 anni. A poco meno di 10 giorni dalla morte di Daniel Albanese Pascal, 50 anni, che si è impiccato nella sua abitazione, la Procura di Treviso ha aperto ora un nuovo fascicolo, sequestro di persona ed omicidio. Intanto si allargano a macchia d'olio le ricerche di Sofia, la compagna di Daniel, svanita nel nulla dal 17 novembre, giorno in cui lo stesso cinquantenne aveva denunciato la scomparsa. Si continua a cercare da Cornuda a Pederoba, da Vidor a Maser, ma per il momento della donna nessuna traccia. Sotto la lente di ingrandimento
ora spunta una rubrica di Sofia. Gli investigatori avrebbero trovato numerosi numeri e nomi di uomini. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la vita della 43enne. Di sera usciva spesso e il fine settimana era sempre fuori. Dove andava? Con chi si incontrava? Alcune testimonianze riferirebbero che il rapporto tra i due non sarebbe stato così idilliaco. Lui era geloso. Che cos'è accaduto il 17 novembre quando lei è scomparsa? Ieri è stato eseguito l'esame autoptico sul corpo dell'uomo. Secondo il medico patologo Alberto Furlanetto la morte sarebbe avvenuta per impiccagione, ma ora si attendono i risultati dei prelievi effettuati per capire se nel sangue ci fossero sostanze psicotrope. Insomma, un mistero inquietante di cui ancora ci sono troppe domande senza risposte. Rischia il processo in corte d'assise. Il 26enne moldavo accusato di omicidio volontario avrebbe ucciso la nipotina scuotendola e sbattendola contro un muro. Il 1° febbraio comparirà davanti al giudice il 26enne moldavo accusato di omicidio volontario. Il giovane, residente a San Martino di Lupari, avrebbe ucciso la nipotina di 9 mesi scuotendola fino a provocarle il distacco delle terminazioni nervose dei vasi sanguigni. La piccola era morta dopo 29 giorni di agonia nel settembre del 2016. Fin dalle prime visite i sanitari avevano individuato i sintomi del cosiddetto baby shaking, un'ipotesi confermata anche dall'autopsia che ha evidenziato come la neonata sia anche stata sbattuta contro un muro. Ora il 26enne comparirà davanti al giudice che deciderà se mandarlo a processo. Rischia la corte d'assise. Rimaniamo nel Padovano, ostaggio degli spacciatori e costretti a vivere nel degrado. I residenti di via del Bigolo a Mortise denunciano una situazione davvero insostenibile. Criminalità e degrado in via del Bigolo, nel quartiere di Mortise. I cittadini sono esasperati, la lista dei problemi è lunghissima e vivere qui si fa sempre più difficile. Dopo ci sono tanti spacciatori, gente che butta le immondizie, insomma topi che corrono in giro per il giardino, insomma è una cosa vergognosa. Lo spaccio è anche dalle 2 di pomeriggio alle 3, anche alle 4, anche alle 6 di sera, è un via vai continuo. Io preferisco mettermi la spazzatura in macchina e abito qua e andarla a buttare nei cassonetti dall'altra parte, perché qua ho paura. I residenti si sentono abbandonati dalle istituzioni e chiedono interventi urgenti. Mi auguro che questa giunta prenda sul serio queste richieste dei cittadini che sono esasperati. A Mortise, in tutti i parchetti interni, in tutte le vie interne, quelle un po' periferiche se vogliamo, ma anche poi nella via principale, ci sono un via vai di spacciatori in bicicletta, per cui la situazione è veramente d'urgenza, bisogna assolutamente agire. Ma questa è un'area che necessiterebbe anche di pesanti interventi di manutenzione. Immondizie, non lo so, insomma, topi che entrano in giardino perché mangiano roba che le persone buttano fuori dei cassonetti, è un disastro, insomma. Ed ancora cronaca dal Trevigiano, esattamente da Cornuda, dove è stata rubata in chiesa la corona della statua della Madonna. E dopo lo sconcerto dei fedeli, il parroco lancia un appello ai ladri. Sentiamolo. Il valore è di qualche migliaio di euro, ma per i fedeli di Cornuda in realtà è molto più alto. Un simbolo, quella corona sul capo della statua della Madonna nella chiesa cittadina, corona che era stata donata nel 2003 dall'allora vescovo Paolo Magnani, qui ritratto proprio nel giorno in cui il prezioso oggetto era stato posto sulla statua. Un simbolo sparito però da giovedì, quando qualcuno, approfittando evidentemente di un momento in cui l'edificio era vuoto, difficile capire quando, l'ha fatta sparire, provocando sconcerto e rabbia tra parroco e fedeli. Io sono il primo ad essere dispiaciuto e tutti siamo rimasti molto scossi quando io l'ho detto in chiesa. Si è capito che la gente è rimasta proprio molto dispiaciuta di questo fatto, è proprio un segno, oltre al valore diciamo commerciale, al valore in sé dell'oggetto, quello che dispiace è proprio il gesto del furto, e quindi è un gesto che dice anche un dispregio nei confronti della Chiesa. Immediata la denuncia, ma Don Francesco vuole fare di tutto per rivedere il sorriso fra i suoi parrocchiani e così lancia un appello per riavere la corona. Se fosse possibile riaverla indietro, sicuramente. Io credo che è un oggetto che non è commerciabile in sé, assolutamente, perché è riconoscibilissimo, e quindi io credo che sicuramente chi l'avesse sottratta potrebbe fare davvero un grande gesto apprezzabile, apprezzabilissimo, che sarebbe quello di restituirla. Ed è disposto anche a perdonare il furto nel caso in cui i ladri o il ladro si facciano avanti.
Se chiunque potesse in qualsiasi modo restituirla, ma c'è solo da ringraziare e basta, non c'è problema per il perdono. Ladri senza ritegno hanno rubato 50 stelle di Natale all'AIL. I volontari nessun rispetto per la malattia né per la ricerca. Non c'è rispetto nemmeno per la solidarietà. Questa volta nel mirino dei ladri le stelle di Natale dell'AIL a Oriago di Mira. È andato a caricarsi le stelle dal fiorista, ha chiuso la macchina, è entrato per avere la bolla di accompagnamento perché necessariamente noi dobbiamo girare a norma. Quando è uscito non ha più trovato 7 scatoloni. Io non so, non sappiamo che cosa dire, siamo veramente costernati per questa cosa perché lucrare su una cosa del genere proprio non ha senso. In meno di 5 minuti i ladri si sono portati via 50 stelle di Natale destinate alla vendita per la raccolta fondi sulla ricerca contro la leucemia. E l'appello dei volontari è quello di prestare la massima attenzione a non incappare in qualche truffatore. Se voi vedete nei nostri banchetti noi abbiamo le borse di carta che sono le borse nazionali in tutte quante le postazioni, rilasciamo regolarmente una ricevuta e c'è tutto il materiale dell'AIL Venezia, quindi è importante che le persone sappiano che devono avere questo riscontro che è fondamentale per noi. Vi invitiamo tutti a sostenerci ma soprattutto a sostenere i nostri pazienti che noi assistiamo con le case AIL, con i contributi economici e soprattutto anche la ricerca e grazie a tutti coloro che ci vorranno aiutare in questo senso. Un lavoro impegnativo quello dei volontari che necessita di nuove leve. Di diventare volontari, di darci una mano perché noi ormai siamo tutti quanti vecchietti e attempati e abbiamo bisogno di un ricambio generazionale. Allerta in Veneto per rischio gelate fino alle 14 di domani, 6 dicembre. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione su tutto il territorio regionale per le gelate notturne attese nella notte tra oggi e domani a causa delle basse temperature, ben inferiori allo zero su tutta la regione, e delle foschie locali nebbie previste sulla pianura centro-meridionale che potranno favorire la formazione di brina, ghiaccio al suolo. L'avviso è rivolto in particolare ai gestori delle infrastrutture stradali e delle ferrovie. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Rieccoci in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Sono ben 35, cifra record mai raggiunta negli anni. Al secondo posto nazionale, dietro alla Lombardia, gli ospedali della regione Veneto insigniti del bollino rosa che l'Osservatorio Nazionale Salute Donna Onda ha individuato come strutture sanitarie particolarmente attente alla salute della donna nel bando effettuato per il biennio 2018-2019. Oltre ai bollini rosa 1, 2, 3 per ospedale a seconda delle valutazioni di Onda, il Veneto ha incassato anche una menzione speciale assegnata all'ospedale Borgo Roma dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona per la sezione cardiologia al femminile. La cerimonia di premiazione degli ospedali si è svolta stamattina al Ministero della Salute a Roma. Ed ora ci spostiamo nel Padovano, dove c'è stata una scelta natalizia all'insegna della solidarietà da parte del parroco Don Marco Scattolon. Vediamo. Un albero di Natale fatto di vestiti per i bisognosi è l'iniziativa del parroco di Rustega Don Marco Scattolon, che di fronte alla chiesa ha installato un semplice attaccapanni al quale vengono appesi via via cappotti, indumenti pesanti, cappelli, oltre ad una cesta per sciarpe, calze e guanti. Tutti possono donare qualcosa. La scelta di Don Marco non risponde ai criteri estetici convenzionali, ma ad una richiesta di aiuto e solidarietà ancora più urgente in un inverno rigido come questo. Ieri sera al Palaverde di Villorba 3.000 volontari alpini sono stati ringraziati per il lavoro svolto durante la dunata del Piave. Vediamo. E ora onore alla bandiera di guerra del 7° Reggimento Alpini. Sono
Sono passati ormai 7 mesi dalla 90ª adunata del Piave, eppure le immagini, i suoni, le emozioni di quelle giornate sono ancora vivi nel cuore delle penne nere e dei trevigiani che hanno contribuito a fare di questa l'adunata dei record. Tutti mi dicono che sono uscito dal Consiglio Direttivo Nazionale con la mia ultima adunata con il botto. Infatti 650.000 partecipanti nella giornata del sabato e della domenica è qualcosa di eccezionale. Record anche nei costi per l'organizzazione, contenuti rispetto ad altre adunate. Abbiamo speso meno di 1,5 milioni per questa adunata, cosa straordinaria. Siamo perfettamente rientrati con i costi e abbiamo raggiunto un equilibrio, quello che ci aspettavamo. A contribuire a questo successo le oltre 3.700 penne nere, tutti volontari che ieri sono stati ringraziati per quanto fatto durante la grande festa alpina. Questa sera era giusto invitarli, dare loro una piccola pergamena, non è niente ma è un segno di riconoscimento e una bicchierata di tutti. Il volontariato caratterizza da sempre il corpo degli alpini. Le penne nere sono le prime ad arrivare dove c'è un'emergenza, che si tratti di un'alluvione o di un terremoto. Mi piace vedere il sorriso della gente. Quando andiamo via dal posto di un terremoto, anche se la gente soffre, vedere il sorriso delle persone, che è il nostro ricambio che ci dà, il nostro ringraziamento, basta il sorriso delle persone. Siamo in chiusura, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10, la nostra trasmissione di attualità. Ospiti in studio Giovanni Giusto, consigliere della Lega Nord Venezia, e Nicola Pellicani, consigliere del PD, sempre a Venezia. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio come sempre le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata a tutti. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prosegue il bel tempo stabile, per lo più soleggiato su tutto il nostro territorio. Vediamo insieme la situazione nel dettaglio. Sul Veneto possibilità di nebbie o foschie sulla pianura padana, meno possibili su quella veronese e trevigiana. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso altrove. Vediamo le temperature, le massime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, valori notturni sotto zero ovunque. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Un'altra giornata decisamente soleggiata sulla nostra regione, con il cielo che sarà sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto la possibile formazione di foschie sulla pianura pordenonese. Vediamo le temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, valori notturni tra -2 e 0 gradi. E concludiamo con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Continua la presenza dell'alta pressione sulla nostra regione e dunque sarà bel tempo. Il cielo si presenterà decisamente sereno e terso su tutto il territorio. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno attese sui 7-8 gradi, valori minimi fino a -4 gradi a Bolzano, 0 gradi invece a Trento. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli occidentali sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.